caso Apostolico spacca la politica. La posizione più dura è quella della Lega, che invoca tramite una nota le dimissioni immediate del giudice e parla di imbarazzante presenza a una manifestazione dell'estrema sinistra con la folla che insultava le forze dell'ordine. Fratelli d'Italia chiede invece un esame disciplinare sul magistrato. Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa interviene sulla questione da Brucoli. Io personalmente non ho peso la lingua a dire che giudico inopportuna la presenza a quella manifestazione di quella magistrata, ma questo non deve poter voler dire c'è il governo contro la magistratura. Dall'altro lato PD e 5 Stelle chiedono che venga aperta un'inchiesta sul come sia stato riproposto dopo 5 anni quel video e soprattutto chi lo ha dato al ministro Salvini, che poi lo ha pubblicato. Dal canto suo la giudice catanese, che non ha convalidato il trattenimento di 4 tunisini e che è finita nelle polemiche per aver partecipato a una protesta nel 2018 al porto di Catania contro le politiche sull'immigrazione dell'ex ministro Salvini, ha spiegato ai colleghi che si trovava lì non per protestare, ma per mediare tra forze dell'ordine e manifestanti ed evitare nuovi scontri. Intanto il comitato di presidenza del CSM ha assegnato alla prima commissione la richiesta sottoscritta da 13 consiglieri togati di aprire una pratica a tutela della giudice, che secondo quanto si apprende resterà al gruppo specializzato per i diritti della persona e dell'immigrazione. Non ci saranno quindi modifiche nell'organizzazione interna del Tribunale di Catania. C'è la mafia SpA dietro l'ascesa dei Siverino di Adrano, leader nel settore degli autotrasporti e nella commercializzazione dei prodotti petroliferi. La Guardia di Finanza di Catania sequestra beni per 98 milioni di euro ad Antonio Siverino, detto un miliardario, e il figlio Francesco. Per gli investigatori sono ritenuti socialmente pericolosi perché vicini al clan Scalisi di Adrano, articolazione locale della famiglia mafiosa dei Laudani di Catania. I Siverino, secondo gli inquirenti, avrebbero fatto il salto di qualità uscendo dal territorio regionale con illecite attività imprenditoriali in altre regioni, diversificandole nel settore della commercializzazione dei prodotti petroliferi. Per le Fiamme Gialle i Siverino sarebbero stati promotori e organizzatori di un gruppo specializzato nell'import in Italia di carburanti provenienti da Austria, Germania, Repubblica Ceca, Romania e Slovenia. Questi formalmente indirizzati a 2 depositi in provincia di Verona e Catania, ma di fatto destinati ad altri siti di stoccaggio gestiti dagli indagati. Potevano così cedere carburanti a favore di imprese di autotrasporto e distributori stradali in Sicilia a basso prezzo, e lo facevano perché avevano evaso per decine di milioni di euro le imposte dovute sui prodotti energetici, in particolare l'IVA. Il blitz di oggi scaturisce dalle operazioni Follow the Money e Black Blend delle Fiamme Gialle di Catania. Gli imprenditori, già arrestati nel 2021 e rinviati a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa, secondo le indagini avrebbero favorito il clan Scalisi e il suo esponente di spicco Giuseppe Scarvaglieri, fornendo fondi nella cassa del clan e il mantenimento del gruppo, in cambio del quale avrebbero ricevuto protezione dalla mafia e agevolazioni nell'espansione delle proprie attività imprenditoriali. Il sequestro di oggi riguarda tra gli altri 70 beni immobili, attività commerciali, auto di lusso, gioielli e orologi di pregio. La droga arrivava per posta dalla Germania. Le destinazioni erano abitazioni di insospettabili in piccoli paesi della provincia di Messina. A scoprirlo la Guardia di Finanza dopo la segnalazione da parte dei funzionari della dogana tedesca che all'aeroporto di Francoforte avevano sequestrato nel tempo alcune spedizioni postali con piccole dosi di sostanze stupefacenti destinate proprio alla provincia messinese. Da qui l'avvio delle indagini che hanno portato all'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 13 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Secondo gli approfondimenti della Guardia di Finanza è emersa quindi l'esistenza di uno strutturato traffico internazionale di droga. Grazie alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, ai pedinamenti ed ai controlli, si è riuscito a ricostruire in modo dettagliato ruoli e funzioni dei singoli appartenenti all'organizzazione. La base del gruppo era tra Sant'Angelo di Brolle e Raccuia, ma manteneva stretti contatti con esponenti del clan mafioso dei Bontempo Scavo di Tortorici
e con fornitori calabresi e catanesi appartenenti rispettivamente ai Pelle Gambazza, che hanno influenza nei comuni calabresi di San Luca e Bovalino, e agli Alleruzzo Assinnata nel comprensorio catanese di Paternò, una articolazione territoriale del clan Santa Paola Ercolano. L'operazione, sottolineano dalla Guardia di Finanza, conferma come la provincia messinese sia diventata, per la sua posizione strategica, una zona di smistamento importante per il traffico di droga. Chi dona sangue o plasma sa che potrebbe essere l'ultima volta, almeno in questa sede. L'Avis Siracusa dal 2002 paga un canone annuo al demanio, proprietario dell'immobile. Adesso però rischia di essere sfrattata. Luglio 2022 è scaduto il contratto. Alla scadenza del contratto noi come Avis abbiamo fatto la richiesta di rinnovo contratto e solamente a luglio 2023 abbiamo avuto notificato che dovevamo lasciare la sede Avis entro 3 mesi. Troppo poco preavviso, dice il presidente. Entro questo mese quindi dovrebbero lasciare la sede di via von Platen, ma se questo dovesse accadere potrebbe rappresentare un grosso problema. Dal punto di vista del mantenimento dei livelli di autosufficienza e quindi del raggiungimento degli obiettivi di raccolta. La struttura, i locali sono proprio destinati all'attività di raccolta, quindi hanno una funzione di interesse pubblico generale, di grande valore. La richiesta che l'Avis fa al demanio è una: il rinnovo del contratto. Il presidente ha anche scritto una lettera aperta per sensibilizzare l'opinione pubblica. Devo dire che c'è stato un riscontro sia a livello politico, di interesse, sia a livello di donatori che si sono prodigati a capire cosa fosse successo. Oltretutto noi abbiamo 10 dipendenti, sarebbe mandare 10 famiglie a casa. In queste sale ogni anno si riempiono 8.000 sacche di sangue. Siracusa è la seconda in Sicilia dopo Ragusa per donazioni. Mandare via l'Avis per far posto ad uffici non sarebbe giusto, è quello che si sente qui. Dopo settimane, se non mesi, di voci più o meno incontrollate, di nomi che si susseguono come possibili nuovi assessori e di cambi di casacca, tutti interni ai partiti della maggioranza, cala un improvviso quanto inatteso silenzio sul rimpasto nella giunta comunale di Palermo. Che qualcosa dovrà cambiare ormai è cosa certa, nonostante il sindaco Roberto Lagalla abbia tentato fino all'ultimo momento di far orecchia da mercante per lasciare tutto com'è. Il timore è che spostando anche una sola pedina poi saltino i delicati equilibri interni ad una maggioranza in fibrillazione da mesi. A rendere però non più evitabile il rimpasto è stato l'addio ufficiale a Forza Italia da parte dell'assessore Andrea Mineo, che comunque già gli azzurri avevano chiesto ufficialmente alla Galla di sostituire. Adesso Fratelli d'Italia, che esprime anche il vice sindaco Carolina Varchi, pronta però a lasciare la squadra per dedicarsi agli impegni romani dopo aver raggiunto i risultati di bilancio che si era prefissa, chiede 3 assessori e non più 2, ma gli equilibri cambiano anche per la DC nuova di Cuffaro, che chiede un posto in più in virtù della campagna acquisti che lo ha portato a crescere per consiglieri. Ma chi mai dovrebbe fare spazio dunque? Questo è il grande tema, visto che nessuno vuole rinunciare ad una poltrona e men che meno alla formazione dello stesso sindaco Lagalla, che pure ha perso pezzi in questo primo anno abbondante di consigliatura. Tutto è nelle mani proprio del sindaco, che doveva incontrare la coalizione sabato scorso, ma il vertice è saltato e anche domani si prevede un rinvio. I giorni fra martedì e mercoledì prossimo potrebbero dirci di più. Molte donne nel corso della propria vita hanno patito dolori atroci senza sapere di essere affette da endometriosi, una malattia multiorgano e multidisciplinare che colpisce una donna su 3 in Italia e di cui si parla ancora troppo poco. E tra l'altro è un dato sottostimato, perché pensiamo che un grosso numero di donne non hanno una diagnosi e assumono ogni giorno antidolorifici. La conoscenza della patologia e la consapevolezza dei sintomi e delle cure sono fondamentali per ottenere una qualità di vita dignitosa. Per questo l'associazione Progetto Endometriosi si batte fortemente per formare e informare. Oggi lo fa con una veleggiata che parte da Catania per arrivare a Siracusa. L'unico percorso infatti di prevenzione, perché non esiste ancora, ci sono degli studi ma ancora non sono stati del tutto confermati, e quindi l'informazione perfetta. La veleggiata, organizzata dall'APE in collaborazione con la Lega Navale Italiana, coinvolge numerosi medici ginecologi provenienti da tutta Italia. Gli equipaggi si sono imbarcati davanti alla sede della Capitaneria di Porto, alla presenza delle più alte cariche della Guardia Costiera. 2 poli di riferimento per l'endometriosi, uno su Palermo e uno su Catania con a capo il professor Ettore. Prima si fa la diagnosi,
prima si esegue la terapia e quindi si intercettano tutti i grandi disturbi della qualità di vita della donna e della fertilità. Ciò che è importante è fare rete tra i medici di famiglia, fare rete tra i ginecologi, quindi tutti devono conoscere questa patologia, perché i centri di riferimento significano interventi e noi a quello non vogliamo arrivarci più. L'esame clinico, l'ecografia e la risonanza magnetica, che sono gli esami standard per poter arrivare definitivamente a una diagnosi. Domani mattina a Siracusa si continuerà a parlare di endometriosi e ricerca con medici e testimonial. Archiviata la Coppa Italia con il successo nel derby contro il Messina, che non fa classifica ma fa morale, il Catania si tuffa nell'atmosfera del campionato con l'obiettivo di risalire in classifica e di iniziare a macinare punti al Massimino. 2 sconfitte ed una vittoria tra le mura amiche sono un bottino da migliorare e la sfida casalinga contro il Latina può rappresentare il trampolino di lancio per stabilizzarsi nella parte sinistra della classifica, tra l'altro parziale con diverse squadre che devono recuperare incontri, 2 per esempio li deve ancora giocare il Messina. Tabiani, che nel derby vinto contro il Messina per 2-1 ha avuto buone indicazioni da chi ha giocato poco in questo inizio di stagione, può contare su un ampio ventaglio di soluzioni, specie dopo le convincenti prestazioni di Deli, Ladinetti, Buà e Maffei. Quest'ultimo, schierato da esterno sinistro basso, ha fornito una prestazione più che dignitosa. Imbarazzo delle scelte anche in attacco con Sarao, uno degli artefici della promozione dello scorso anno, che sta salendo di condizione e si candida per una maglia contro i nerazzurri laziali. È forse una rivelazione di questo campionato, è una squadra che gioca un buon calcio, che verrà qui sicuramente a cercare di fare la partita, però noi siamo in casa, siamo in un buon momento, abbiamo fatto 2 vittorie in pochi giorni, quindi il morale della squadra è alto. L'attaccante milanese punta tutto sul fattore Massimino. Siamo stati sfortunati in due partite, ma qua non deve passare nessuno. Dopo il poker di Caserta e la vittoria in Coppa, prossimo avversario il Picerno, che ha eliminato il Taranto ai rigori, il Catania non vuole più fermarsi e va a caccia del tris, Latina permettendo. Domani contro il Modena per continuare a sognare in grande. Il Palermo al Braia alle 14 di domani andrà a caccia del 4º successo esterno in campionato e del 3º consecutivo dopo quelli contro Venezia e Sud Tirol. Una partita che può mettere le ali alla squadra rosanero, che sarà spinta da oltre 3.000 tifosi sugli spalti. Un esodo. Rispetto all'ultimo impegno casalingo, Corini dovrebbe cambiare qualcosa a centrocampo, con Henderson di nuovo titolare al fianco di Stulaz e Segre. Il tecnico sa bene che la partita di domani nasconde tante insidie. Una squadra che sta meritando di essere dov'è, l'ha certificato con le prestazioni, con i risultati. Tra l'altro hanno perso in casa, dunque hanno una motivazione ancora in più rispetto all'ultima giornata, dunque piena consapevolezza di affrontare una squadra di valore con giocatori molto bravi. Tornerà Insigne, Matteo giocherà dal primo minuto, ma il tecnico ribadisce che nel suo Palermo non ci sono riserve. Fa parte di quel principio del fatto di essere titolari, alcuni lo saranno un po' di più, alcuni meno, ma l'abbiamo visto anche nell'ultima partita dove i cambi sono stati fondamentali, perché siamo andati a fare gol con un subentrato come Giuseppe. Avendo solo un cambio sugli attaccanti è stato fondamentale avere delle risorse a centrocampo che hanno sostenuto gli attaccanti, che era fisiologico potessero calare nell'andare della gara, e dunque di conseguenza è importante recuperare giocatori. Brunori e Di Francesco certi della maglia, sulla sinistra ballottaggio Lund Aurelio.